tutti voi buonasera, ben trovati in diretta su Telefriuli. Questa sera parliamo di noi, parliamo del palinsesto, il palinsesto 2021-2022 che debutta proprio in questi giorni. Vi racconteremo delle novità, vi racconteremo delle conferme. Novità certo, ma tra le conferme c'è sicuramente quello che resta ed è sempre stato il nostro principale impegno. L'attenzione per il territorio, per le comunità del territorio, un grande rispetto per l'identità, tema importantissimo per questo territorio e lo è anche per Telefriuli. È questo che ci ha ispirato in 40 anni e più di storia. Questo è il nostro impegno quotidiano, quello di tutta la redazione, di tutti i collaboratori che ogni giorno sono qui per rendere un servizio che speriamo naturalmente sia all'altezza delle vostre aspettative. Vi racconteremo dunque che cosa bolle in pentola in questo palinsesto. Abbiamo deciso di farlo invitando in studio alcuni ospiti, non saranno grandi festeggiamenti perché c'è una pandemia con la quale continuiamo a fare i conti e abbiamo pensato se fare questo evento o non farlo. Ci è sembrato giusto aggiungere ai tanti segnali positivi di speranza e di ripartenza anche il nostro contributo, piccolissimo sicuramente, ma comunque un contributo. Non vi nascondo che sono particolarmente emozionata perché veniamo come tutti da un periodo davvero difficile che ha pesato su tutti noi. Un grazie di cuore va a tutte le persone che nonostante le difficoltà del momento ogni giorno ci hanno messo entusiasmo, ci hanno messo impegno, ci hanno messo passione, ripeto, con un unico obiettivo, quello di dare a voi che ci seguite un servizio all'altezza delle aspettative. Dicevamo, le novità. Partiamo proprio dalle novità in questa serata. Sì. Aspetta un momento, qui se ne comunista, va un momento via per prendere che mi ho una telefonata in corso. Sì? C'è stato? Io così, c'è poi, tutto. Si va in denaro per ordine. Una volta così, una volta colà. E tu? Sì, vonde, ma vonde bene o vonde male? Vonde e vonde. Bon, contenta tu, ma facciamo a tu clamare allora. E sì che vi ho Telefriuli, c'è po'. A me mi piace sentire chiacchierate melenghe. Eh sì, e quindi? Du là. Quando? A che ore? Parla buono. E c'è il palinsesto? E hanno di mettere in sesto un par di luce forse. Ah, i programmi? Ah, buon. A me mi piace il programma. Io attacco a Benore, sempre con Don Riccieri. Sì, io a Benore caffè e Don Riccieri, un pensiero per voi. Sì, anche perché io a Benore sono talmente rimbambita che mi va giusto bene che qualcuno pensi al mio posto. Sì, e dopo anche la parola di domenica hanno avuto, c'è po'. Oh, io sono una moglie, Io sono Menia, la moglie di Muine. E non avuto che la Menia si perde la parola di domenica. No, C'è bello che tu sei. E dopo mi piace del quiz, se lo sai. Ah no, lo sapevi che si chiama, sì, mi sono confusionata con quella dei polizai. E mi piace anche Alexis là, c'è Nenina che è, una pepina proprio. Però non arrivi a dire no, Aleschi, io non arrivo a dire Aleschi, io non arrivo a dire la Isc. Ma perché non puoi non dare un nome di Furlane, Mafalda, Milie, Talie, Tilie, no, dirà che i nomi. Però è Nenina. E dopo sa tu c'è. Quando si diventa vecchio se si torna frus. Mi piace di telefrus. Sì, e anche mamma. C'è Nenina che daria di mamma. Oh signor, che i frus fa giù, insegna tanti robi.
c'è biele, e sempre più biele, sono anni che io le seguisco. Guai se varesse di mancare, all'essere un vuoto d'aria, sì. Sì. Grazie Cattine, sì, grazie. Grazie. Sarà anche Cattine, ma non sa. Grazie. Mandi. Grazie a Cattine, abbiamo parlato di novità e conferme. Cattine ritorna, sarà protagonista anche di questa stagione, ne parleremo nel corso della diretta perché sì, è un ritorno, ma all'insegna comunque di qualche novità. E insomma, l'avete sentito, il friulano che torna ad essere davvero protagonista in televisione. Questo è un impegno che abbiamo preso, che porteremo avanti con grande convinzione e con grande attenzione, cercando in qualche maniera di rispondere a quella che è una richiesta che arriva al territorio, che è arrivata proprio qui a noi. Nel nostro piccolo qualcosa abbiamo fatto e cominciamo allora subito parlando di Gnovis. Allora Gnovis, tutto è partito nel corso dell'estate, è stato un esperimento quello che abbiamo voluto mettere in campo, un esperimento sì, ma con consapevolezza, con convinzione e con impegno. Abbiamo deciso di dar vita a questo notiziario quotidiano dal lunedì al venerdì in Marilenghe, appuntamento alle 20:40. Come è stato possibile raggiungere questo risultato? Beh, abbiamo trovato una spalla, abbiamo trovato qualcuno che con noi ci ha creduto e che ha creduto in noi per realizzare questo notiziario in Marilenghe. Saluto, chiedo di avvicinarsi a Marcus Maurmai, grazie per essere qui con noi in studio, presidente dell'ACLIF. Proprio l'ACLIF c'è stata a fianco in questo percorso. Una sfida, Marcus. Possiamo dirlo? Beh sì, una sfida, intanto buonasera e grazie per l'invito. Una sfida che ha un valore significativo per noi come Assemblea di Comunità Linguistica Friulana, perché siamo convinti del fatto che la salvaguardia della lingua friulana sia il primo passaggio per la salvaguardia dell'autonomia della nostra regione e pertanto per diffondere la conoscenza della lingua friulana uno strumento fondamentale è la televisione dell'informazione lo è ancora di più, e quindi aver trovato questa collaborazione che ci permette di entrare nelle case in una fascia oraria importantissima che è quella della sera e parlare di notizie che sono quello che interessa di più la gente, e in friulano è la cosa che veramente ci auguravamo di ottenere. Allora, un notiziario in Marilenghe dal lunedì al venerdì alle 20:40, le principali notizie della giornata che riguardano l'intero Friuli Venezia Giulia e poi le interviste rigorosamente in Marilenghe. Ci eravamo posti un obiettivo perché il friulano, la lingua parlata è fondamentale, va salvaguardata assolutamente. Che cosa abbiamo scoperto in questo periodo? Che ci sono tantissime persone che il friulano lo conoscono, ma in qualche maniera non lo parlano. Perché non lo parlano? Perché non lo conoscono alla perfezione, e quindi piuttosto che sbagliare o per paura di mancare di rispetto alla Marilenghe non lo parlano, con quale risultato che un po' alla volta lo si dimentica. Quindi da un lato l'attenzione alla lingua friulana con le traduzioni che proprio ACLIF ci aiuta a fare, ma poi con le interviste spazio alla lingua parlata, quella che quotidianamente insomma parliamo. Sì, beh, credo che fondamentale sia quello di spingere la gente a parlarlo e magari anche di appassionarsi a studiarlo, studiare non solo la lingua ma anche poi la storia e la geografia del nostro territorio, che sono altri due fattori che la scuola ancora adesso poco insegna. E mi fa piacere insomma ricordare che uno spazio importante è dedicato ai comuni, ai sindaci, agli amministratori che sono invitati proprio a parlare in lingua friulana, e
bisogna avere anche un po' il coraggio di buttarsi. Io col mio cognome è chiaro che sono uno di quelli che si butta sempre e per fortuna c'è anche chi mi corregge, che magari mi dà le giuste dritte, ma se non impariamo a farlo rischiamo veramente. I dati che ha fornito recentemente l'Arlef sono drammatici, no? Si parla di un rischio di perdita di 100.000 parlanti della lingua friulana nel prossimo 2050. Allora questo tema è di attualità stringente e l'ausilio che ci date come mondo della televisione privata è fondamentale per fare in modo di salvaguardare questa lingua che è preziosissima. Quindi dal lunedì al venerdì alle 20:40 siamo partiti quest'estate con pochi minuti, abbiamo raddoppiato il tempo a disposizione grazie ovviamente anche alla risposta del territorio. Quando usciamo a fare dei servizi, questo vi raccontiamo un dietro le quinte, a volte ci chiedono ok, fatta l'intervista in italiano e adesso quella in friulano per Gnovis, ci siamo per voi, grazie a Cliff per essere al nostro fianco in questa avventura. Grazie mille, se posso sottolineare quello che noto è il fattore squadra, dall'amministrazione regionale agli organi di coordinamento, le associazioni private, stiamo tutti lavorando insieme per questo risultato. Personalmente lo percepisco veramente come un uscire da quel Fasin Bessoi che tante volte ci è caro. In questo momento la squadra è quella che vince e la presenza di Telefriuli all'interno di questo progetto è veramente utile. Grazie allora a Marcus Maurmair, grazie davvero. Gnovis è solo uno degli appuntamenti in Marilenghe che contraddistinguono il nostro palinsesto. Lo avete sentito prima da Cattine che evidentemente ci segue bene. Cominciamo con la lingua friulana sin dal mattino con il pensiero del giorno di Don Rizzieri de Tina e poi le paraule de Domenie, il commento appunto al Vangelo in lingua friulana che insomma sappiamo essere molto seguito ed apprezzato. Non è tutto, perché poi c'è il capitolo dedicato ai più piccoli, ai bambini, e anche per loro un occhio davvero di riguardo. È arrivato il momento di parlare di Maman. Ieri va della giornata, pasaremo un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu, parenti amici, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così. Questa era la sigla di Maman, siamo ormai arrivati alla 6ª edizione, anche qui tutto era partito come un esperimento nel corso degli anni, abbiamo rodato questa trasmissione fino ad arrivare al prodotto di oggi, seguitissimo davvero il venerdì alle 18:30, un programma seguito dai bambini perché a loro è rivolto, ma sappiamo che ci sono tanti genitori che lo seguono con attenzione proprio per rinfrescare il loro friulano. In questo caso la produzione è stata realizzata con Arlef e allora abbiamo con noi questa sera il presidente Eros Cisilino. Buonasera. Mandi a tutti ascoltatori. Abbiamo parlato di Maman, poi accenneremo anche a Telefruz. 6 edizioni durante le quali siamo un po' cresciuti tutti, sempre accompagnati da Daria Miani, come ci diceva prima Cattine. Sì, è un'edizione che è cresciuta dal tempo, è un'edizione, un lavoro importante perché partirà i cartoni animati che sono un lavoro a seguire dei nostri frus. Orazzi l'Inuit, che è una produzione a ponte internazionale che è stata doppiata proprio grazie dai grandi secco a Puars che vengono avuti proprio in regione. Ma quel che ha bisogno di sottolineare, e chi tiene a sottolinearlo come l'ha fatto anche Marcus Maurmair e tanti altri che seguiranno i nostri interventi, è la capacità di Telefriuli, l'editore Telefriuli che l'ha prodotto al Furlan e che l'ha crotta in che modi poi al Furlan e che nos fa ben sperare e ben investire proprio in questa nostra lingua che così c'è tanto preziosa. Allora, Maman, abbiamo detto Daria Miani che ci conduce tra video, canzoncine, rubriche, giochi dedicati proprio ai bambini e poi di edizione in edizione anche i cartoni animati che diventano uno strumento davvero potente per raggiungere l'obiettivo. Sì, sicuramente la lingua friulana, ma più in generale l'obiettivo è quello di sviluppare il plurilinguismo.
Sì, passo all'italiano che così... Il plurilinguismo è una caratteristica della nostra regione e va salvaguardata. Noi abbiamo dei comuni che sono quadrilingui. Ogni giorno si parlano in questi comuni 4 lingue diverse ma che collaborano e quindi è essenziale che anche una delle televisioni più seguite in Friuli, se non probabilmente la più seguita, investa su questo comparto. Ma noi chiaramente come ARLEF, Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, ma anche Comunità Linguistica Friulana, ma anche Ente Friuli nel Mondo, che vengono sostenuti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che è qui con noi in studio, ci diamo da fare, speriamo di dare sempre il meglio, ma quello che ci preme particolarmente è investire sulle nuove generazioni. Lo faremo anche con il piano di politica linguistica che andremo a presentare domani nella terza conferenza sul friulano in regione, ma soprattutto insomma, lo facciamo costantemente giorno per giorno. Dicevamo dei cartoni animati. Nell'edizione di quest'anno di Maman, che ha preso il via ad inizio ottobre, il cartone animato è Oraci l'Inuit, una produzione catalana che è stata tradotta in varie lingue, tra le quali appunto anche il friulano, fatto che le ha permesso di entrare in Maman. Assolutamente sì, è una produzione di qualità come lo erano le altre produzioni, tra cui Tuie Tuie, Rite Chiosul, per ricordare alcune, Omenus, hanno avuto sempre un grande successo, le si possono trovare anche chiaramente su YouTube, però seguirle in televisione ha un fascino particolare. Credo che Telefriuli abbia preso nel segno proprio nel trasmettere queste produzioni che chiaramente ci hanno impegnato, ma hanno impegnato anche appunto Telefriuli, perché è una produzione che noi mandiamo in onda grazie al fatto che Telefriuli si impegna particolarmente, ecco, nella messa in onda di qualcosa che chiaramente viene fatto a più mani, tra cui insomma anche l'apporto dei direttori di doppiaggio, degli attori di alto livello, e di questo insomma ne siamo particolarmente fieri. E allora approfittiamo anche per un ringraziamento alla squadra di Telefriuli che lavora a questo progetto e che lavora assieme a Daria Miani e anche al suo gatto che ogni tanto vediamo scorrazzare qui negli studi. Si diceva dei cartoni animati che sicuramente entrano in Maman, ma poi il cartone di quest'anno, così come quelli delle passate edizioni, finiscono in un altro contenitore pensato sempre per i bambini, che è Telefruz, un appuntamento quotidiano alle 17:45 per vedere insomma questi cartoni animati. Sì, quindi Telefriuli copre tutte le giornate della settimana con le produzioni in friulano, per i bambini chiaramente, ma anche per gli adulti, come abbiamo visto Scognovis, programma importantissimo che insomma va valorizzato sempre di più, e appunto a questo momento Telefrus che viene presentato in una fascia pomeridiana e ha un grande seguito. Vediamo insomma che i bambini sono particolarmente contenti. Poi anche Maman ha questi richiami durante la domenica che è importante ricordare, per cui oltre ad avere il momento di venerdì ci sono anche appunto tutti queste repliche domenicali che vengono seguite anche se si è vista la prima il venerdì. Grazie allora ad Eros Cisilino per essere stato con noi. Grazie. E allora si citava l'Ente Friuli nel Mondo, invito allora il Presidente Loris Basso a raggiungerci. Intanto vi ricordo una cosa, abbiamo accennato alle varie produzioni in Marilenghe. Beh, è importante dare qualche numero, raccontarvi quante produzioni in Marilenghe fa in questo momento Telefriuli. Beh, si va da un minimo di 1 ora ad un massimo di 2 ore ogni giorno, il che significa indicativamente tra le 9:30 e le 10 ore ogni settimana. Questo è l'impegno di Telefriuli, grazie insomma a chi ci sostiene, ed è fondamentale, naturalmente li ringraziamo per questo, in questa nostra avventura. Un rapporto di collaborazione importante è anche quello con l'Ente Friuli nel Mondo. Presidente. Ma sì, sicuramente anch'io ringrazio ovviamente l'editore Telefriuli per dare la possibilità di raggiungere un pubblico sempre più vasto. Ovviamente le collaborazioni con l'ACLIF e l'ARLEF sono importanti, stanno valorizzando la nostra madrelingua, ma noi ci teniamo e ci impegniamo assieme a loro, assieme a Telefriuli, a raggiungere tutti i friulani che sono sparsi nel mondo, in tutti i 5 continenti, in oltre 150 fogolas
Furlans, grazie al sostegno della Regione, ed è importante essere vicini ai nostri corregionali. Sempre di più i figli, le seconde e terze generazioni vogliono risaldare i loro valori identitari, le loro radici, e quindi avere a disposizione una televisione che in streaming magari oppure in altre modalità possono essere vicini alle loro radici, ed è importante, ed è questo il nostro impegno. Tra l'altro proprio con l'Ente Friuli nel Mondo abbiamo prodotto una trasmissione dedicata alle osterie che ci ha consentito di far assaporare i profumi del Friuli appunto anche ai corregionali all'estero. È stato anche questo insomma un momento importante per rafforzare quel legame che si nutre anche di sapori. Ma sicuro, il leitmotiv di questa trasmissione era veramente odors e profums in osterie, chi locai che vi hanno lasciato, vi siete lasciati, se avete lasciato i vostri morosi, i vostri parenti, i vostri amicizi, decine e decine di anni fa, ma oggi queste osterie ci sono ancora, vi attendono, vi aspettano, ed è importante ricreare anche quel turismo del ritorno, importantissimo, e la collaborazione anche che noi vogliamo ritornare anche con Gnovis, come dicevi tu, noi vorremmo rinsaldare perché vorremmo sostenere ancora di più questa trasmissione per dare voce ai friulani che sono in giro per il mondo. Ne parliamo assolutamente, ci ragioniamo insieme perché l'obiettivo è quello ed è un obiettivo comune. La squadra ha sempre bisogno di nuovi giocatori, soprattutto se ci credono e se ci credono in maniera convinta. Grazie a Loris Basso, grazie di cuore. L'avete vista prima? L'avete vista prima, Catine che ritorna con tie break, questa pausa di benessere, diciamo così. Tie break, un altri zir. Eccoci qua, buonasera, con tie break un altri zir. Buonasera, Ciao, facciamo un applauso Alexi. a Catine che ha aperto questa trasmissione con uno dei suoi personaggi. Menie. Però, allora, l'avete visto nei giorni scorsi, no? Io e te ci siamo incontrate incontrate a in Udine, Piazza sì. Libertà a Udine, e quest'anno Catine riparte, fa un altro giro e mi tradisce. Senza Alexis. Mi tradisci Sì, con chi? stavolta Perché sui social è partito il sondaggione. Sì, poi ho messo un post molto misterioso, ho detto Catine con pacco sorpresa, quindi sono tutti credo molto curiosi. Quindi questo pacco sorpresa potrebbe essere questo il significato. Dai. Che Catine mi tradisce con un uomo alto, biondo, occhi azzurri, una presenza di quelle che sorprenderanno i telespettatori di Telefriuli. E allora lo vogliamo conoscere? te lo presento. Me lo presenti? Gianfranco Pacco. Eccolo Ecco qua! il sorpresa, eccolo qua. Allora, non è proprio come ti ho descritto, diciamo la verità. Ecco. I capelli sono lì. Lasciate lì. Ecco, esatto. Vabbè, a parte questo, ma che cosa c'entra Pacco con tie break? Cosa c'entra? Come vi siete conosciuti? Chi è lui? Allora, ci siamo conosciuti, abbiamo fatto una trasmissione televisiva, sono andata io a Trieste, nella tana del nemico, e ci avevano chiamato per cantarcele, insomma, le solite cose. Vi ho visti tra quella friulani sera. e triestini, ecco, ci hai visti, no? E da lì poi è nata un'idea di Alfonso, dice ma facciamo... Allora abbiamo chiamato questo Pacco e abbiamo cominciato questa avventura, quindi ti tradisco con lui. Ecco, ma tu Dio, non basta. sei friulana, lui invece di dove sei tu? Devo dirlo? Sì, devi dirlo. No, io sono triestino, Patocca. però sono metà friulano, perché mio papà era... scusa, insomma, vengo Sì, qui, per non lei è essere venuta preso- a Trieste, io sono venuto qui. Ecco. Insomma, è una coppia Sì. che cosa ci farà vedere a tie break? Ma intanto ci addentriamo in un terreno molto pericoloso dove un friulano cerca di insegnare il friulano a un triestino.
Penso che sia un esperimento non ancora mai provato e vediamo cosa succede. Forse riesce. Allora, voi vi siete conosciuti in una trasmissione televisiva, poi vi ricontattate per organizzare questa trasmissione, vi vedete dal vivo? No, noi ci vediamo con le videochiamate, dal vivo ci vediamo. La prima volta che tu l'hai sentito? Io la prima volta che l'ho sentito al telefono mi sembrava ubriaco. Poi mi ha visto che sono ubriaco davvero. Ha una voce un po' traballante che sembra questo ciocco in balla, no? E invece poi quando l'ho visto... non lo era. È molto, anzi, una persona molto affidabile, molto, nonostante che sia triestino, insomma, l'ho trovato molto... Tie Break il venerdì sera alle 21 a Trigir, insomma farete vedere delle coppie, cioè vogliamo anticipare qualcosa o no? Allora, nella prima parte ci sono due parti, in una è una prof che insegna il friulano e un triestino, e nell'altra è una coppia, come si dice, matrimonio misto, no? È una donna mezza friulana e mezza meridionale che ha sposato un triestino, quindi c'è proprio una miscela esplosiva che non so dove ci porterà. Però ecco. ci si diverte, perché io e Catina ci siamo divertite tantissimo e credo che anche questo sia stato il successo poi, no? Sì, poi alla fine perché lo trasmetti, no? Il divertimento alle persone che guardano, lo sentono. Però qual è l'obiettivo che volete poi raggiungere in questa L'obiettivo è di riuscire a far capire a tutti che alla fine il friulano e il triestino sono, non riesco a dirlo, non emozionati troppo, con la U comincia, sono uguali. L'hai detto tu, vedi, però. Non riesci a dire che siamo uguali, non riesci a dire. Sì, ma ci riuscirò piano piano a tirarlo dalle nostre parti. Ma comunque in caso... In caso? Se non posso tornare a Trieste perché se vengo da te... No, qui stai bene con Catina e stai sicuramente bene. Sì, no, ma siccome devo tornare anche a casa... Lui ha paura delle ritorsioni, no? Invece no. Scherzo. Ti proteggo io, Vabbè, allora siamo a posto. Quindi Tie Break, altri giri il venerdì alle 21. Quindi siete già pronti domani voi? sera alle 9. Siete pronti voi Certo, due? Prontissimi. Sì, ti lascio una bella eredità, sì. Beh, i capelli biondi dovrei averli tra te li do io, non preoccupare. Allora, grazie Catina. Grazie a voi, ci vediamo domani. Che è arrivato qui, grazie. Alle venerdì alle 21. Ciao. Grazie ad Alexis, grazie a Catina, grazie a Gianfranco, così vi abbiamo dato qualche altra anticipazione sul nostro palinsesto. Dunque si ride con Tie Break il venerdì sera a partire da domani alle 21. Chiamo al mio fianco il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin. Buonasera, grazie per essere con noi. Sono passato davanti, cosa che non si fa, ma insomma, ecco. Buonasera a tutti. Siamo in diretta e tutto consentito. Buonasera a tutti, al parterre, ai telespettatori, a voi, insomma, grazie di questo invito. Grazie per esserci, grazie per esserci. Ma diciamo che la prima cosa che ci tenevo a dire a tutti voi, all'editore, insomma, è il grande aiuto che avete dato in un periodo difficile della recente esistenza. Cioè, credo che Telefriuli abbia dato un servizio quando tante persone, specialmente penso le più anziane, ma non solo, sono state chiuse in casa, la possibilità di avere una finestra con qualcuno che gli faceva vedere il mondo reale, che comunque gli parlava, gli informava, gli aiutava a capire qualcosa che era inconcepibile, perché una pandemia nessuno l'aveva vissuta in questo modo, in questi mai, e quindi devo dire che insomma, ecco, grazie a questo servizio, diciamo così, pubblico, possiamo dirlo, che una emittente privata ha saputo dare, l'impegno, le risorse, l'impegno di tutti i giornalisti, i tecnici, insomma, che hanno fatto sentire meno soli i nostri cittadini della nostra regione. Quindi grazie e complimenti. E adesso cominciata una nuova stagione, una stagione che insomma credo che ripercorrerà insomma i successi di una televisione che è fortemente radicata con il territorio, cioè voi l'avete detto,
Cioè, credo che sia, ecco, uno strumento proprio fondamentale della coesione sociale della nostra regione, non solo del Friuli, ma di tutta la regione, perché voi fate cultura, fate informazione, fate svago, fate ridere la gente, cioè siete un compagno affidabile di tante famiglie, di tanti uomini, tante donne della nostra regione, e lo fate con costanza da tanto tempo. Anche questo non è banale, non è stato un'esperienza effimera Telefriuli, quindi vuol dire che dentro c'è una storia, c'è una tradizione, c'è una volontà degli editori di sostenere questa stampella, possiamo dire, questo aiuto alla crescita della nostra comunità. E poi devo dire, sono molto contento, chi mi ha preceduto lo sa, come regione sosteniamo molto il quadrilinguismo, cioè il fatto che la nostra regione sia una regione ricca di lingue, ed essendo ricca di lingue ha questa capacità, secondo me, di aprire la mente di tutti, dei giovani, dei meno giovani, e quindi di essere anche più proattivi nei confronti del futuro. E allora investire, ecco, nelle lingue, investire nella conoscenza, e specialmente il friulano, devo dire che per me è motivo di grande orgoglio. Lo devo dire, io sono stato uno che si sta battendo insieme a tanti amici perché il servizio pubblico, la RAI, faccia l'informazione in friulano. Non ci siamo ancora riusciti. Siamo riusciti a portare a casa un risultato storico. La RAI farà 30 ore all'anno di friulano in TV. Voi, ho sentito, ne fate 12 alla settimana, e quindi devo dire che, insomma, Telefriuli, lo posso dire, poi non mi faranno più apparire in altre, batte la RAI 100-0. Quindi devo Qua dire, sempre porte aperte, Presidente. ecco, perché devo dire che veramente, cioè, quello che avete fatto con la striscia quotidiana, perché è vero quello che dicevano i colleghi, va bene i cartoni, va bene tutto, va bene quello che fa la filologica, l'insegnamento nelle scuole, l'insegnamento ai docenti, la promozione della lingua, il parlarlo, ma la cosa fondamentale perché la lingua rimanga viva è che si parla quotidianamente, cioè quindi bisogna che i fatti odierni, i fatti della novità, i fatti della cronaca siano parlati in friulano. Voi lo fate con la vostra striscia e devo dare atto che fate un servizio alla specialità di questa regione, non solo ai nostri cittadini, ma alla difesa dell'autonomia di questa regione, perché la difesa dell'autonomia passa dalla difesa della lingua. Quindi complimenti, grazie e buon lavoro a Telefriuli, che insomma l'avremo sempre qui nel cuore. Poi vedo che sono tanti colleghi, quindi insomma devo dire che il Consiglio regionale è il vostro fianco. Il Consiglio regionale c'è, rappresentato da diversi consiglieri regionali qui questa sera. Grazie, grazie di cuore, Presidente. Noi ci siamo. Grazie a voi, grazie a voi. Noi ci siamo. Anche noi ci siamo, ecco, grazie a voi. Ci siamo per il territorio, è importante che il territorio con le sue istituzioni sia al nostro fianco. Grazie allora al Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. È in studio con noi, la invito a raggiungermi qui vicino anche l'assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli. Buonasera, benvenuta. Buonasera a lei, grazie per l'invito e buonasera a tutti i telespettatori. Però Alessandra, mi faccia lei una domanda, perché dopo Zanin, che è stato un fiume in piena, posso solo rispondere dando buonasera a Duit per Furlan, no? Hai tanti alternativi, no? Ecco, allora grazie. Intanto per noi è insomma importantissima questa presenza, lo dicevo prima, noi per il territorio ci siamo, nel nostro piccolo, con i nostri limiti, consapevoli che abbiamo ancora tanta strada da fare, che possiamo migliorarci e crescere. Ecco, sapere di avere le istituzioni al nostro fianco è chiaramente fondamentale, perché questa è una sfida importante e anche difficile. Sapervi al nostro fianco ci aiuta. Sì, noi siamo felici di essere qui stasera. Io vi porto il saluto del Presidente Fedriga, perché siamo convinti che l'attività che svolge la nostra emittente friulana, prima di tutto, sia un'attività importantissima. Io porto la mia testimonianza personale, ricordo Telefriuli da quando ero bambina e mi rendo conto che come me è cresciuta molto l'emittente, perché dai tempi dal Batticarton con Dario Zampa siamo arrivati veramente ad un'offerta che è a 360 gradi, che parla di tutto, si rivolge a tutte le fasce di interesse della popolazione e copre appunto gran parte dell'orario della nostra giornata e notte. Questo è per noi un motivo di vanto, il fatto che ci sia uno sforzo immane in termini di organizzazione, di staff, di professionisti che seguono le notizie, che le anticipano rispetto anche alle tempistiche di altre emittenti, e ancora di più una conferma di come il lavoro che c'è dietro le quinte di questa importante TV per noi è assolutamente irrinunciabile. Lo è per tutte le fasce, lo è per tutte le persone, e oggi questo palinsesto rinnovato e arricchito ancora una volta dimostra come
come oltre alle attività quotidiane, i TG, la politica, i cartoni animati, ci siano anche molte sessioni di intrattenimento e di approfondimento che vanno a dare quel più alla televisione friulana. Io ci tengo a dire che state lavorando in maniera molto professionale, avete alzato il target e i vostri audience lo confermano. Vi siamo vicini e vi vogliamo bene perché siamo venuti su in tanti con Telefriuli e ancora oggi abbiamo la voglia di arrivare a casa, di accendere la TV, oppure a me capita di passare a casa di mia mamma e vedere che la TV è accesa su Telefriuli a tutte le ore, e questo è un segnale di appartenenza e questo per noi è un vanto. Una cosa le chiedo, perché l'ha ripetuta, ribadita tante volte riguardo al friulano, no? Buttatevi, parlatelo, non abbiate paura e soprattutto non vergognatevi. Ma no, non è venuta a Furlan, a chiese come das istituzioni pubbliche. Lo facciamo anche masse poche in tal consiglio regionale, mi dispiace. I squendi che i mi rincontano le facili, ma è una roba di fa. I vindi fallo prima di tutto con i nostri sfruttini a chiese e dopo i vindi fallo anche tabayando di robi seri, di robi che sono la strisse dal TG quotidiani, approfondimenti di economie, perché non si inchieste, non si infurlan, in tutte le maniere che i vindi esprimi la nostra capacità e professionalità di sei persone che vengono fuori di questo strop di chiere che è il Friul, che però hanno portato veramente tanto al passato, dal mondo, che è anche il modello Friul che tutti insomma in chiamano svanting e che quindi vede anche la bravura di saperlo portare in davanti. Si porta in davanti con la lingua, con tanta nostri sfrus c'è calè di bieli in nostre lingue furlane, e io ogni dì mi confronti anche con altri furlans che mi dicono ma ci ho detto che per aule lei, non lo dicono così, e le sempre un cresci e un arricchissi, e quindi viergi il chiaf e non smenteassi di dulacchi vignin, ma cresci come furlans dal mondo. Grazie, grazie di cuore a Barbara Zilli, grazie. Grazie a voi, Mandi. E un saluto a questo punto anche alla mamma di Barbara Zilli che ci starà sicuramente seguendo. Allora, è stato chiamato più volte in causa l'editore, allora credo che sia giusto a questo punto sentire un rappresentante della proprietà. Invito allora Alessandro Caligaris a raggiungermi qui vicino. Il microfono. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Ho cercato anche Furlan, dai. Bene. Bene, sono contento di essere stato invitato a Sgnot perché voglio fare i complimenti alla Telefriuli con tutto il suo staff, il direttore e tutti quanti. Senz'altro, come si deve prima, le stagionalità che vengono fortuna di vele in tal mondo, in Europa soprattutto, no? È un vantaggio perché fa sì che anche le stagionalità siano anche da trasmissioni furlane che fanno con lei, cioè un cambiamento continuo di ciò che si trasmette, e quello è un lavoro importante perché diventa una televisione attiva, diventa una televisione che partecipa praticamente a tutto ciò che è praticamente l'interesse dai furlans che sono non da Meculè ma anche a Torpa al mondo, perché pensi che anche a Torpa al mondo vedi praticamente un eco di ciò che è le nostre televisioni locali. Quindi domanda a me ai solo di ringraziare perché fate isso, e quindi nuovamente dal direttore a tutto il staff. Grazie e buonasera. Grazie, un plaisir. Un plaisir, Sintilù, Fevela par Furlan. Grazie. Allora, è arrivato il momento di un'altra anticipazione, di continuare a curiosare nel nostro palinsesto, e lo facciamo con una golosa novità. È arrivato il momento di parlarvi di una delle novità di questa stagione, Messede che si tacche. L'avete vista nella sigla, è qui in studio con noi. Un saluto a Tiziana Bellini, grazie per essere con noi.
Grazie soprattutto per essere entrata in questa squadra con una golosa novità, abbiamo detto. Sì, si è già intuito, parliamo di cucina, poi parleremo anche di questo titolo particolare che non è stato scelto per nulla a caso. Una trasmissione di cucina, è vero, di trasmissione di cucina ce n'è davvero tante, ma non potevamo certo proporvi una trasmissione di cucina qualunque. Intanto comincio col dirvi subito una cosa. Abbiamo creduto, crediamo moltissimo in questa trasmissione, al punto tale che abbiamo deciso di dedicarle uno spazio importante nel nostro palinsesto, perché l'appuntamento con Messede che si tacche sarà il sabato sera alle 20:30. Tiziana, dicevamo, sono tante le trasmissioni dedicate alla cucina. Che cosa rende Messede che si tacche speciale e particolare? Messede che si tacche è una trasmissione dedicata alle ricette friulane e mi capitava spesso di guardare la televisione, mi capita spesso di vedere la televisione anche su altri canali, trovo sempre tante ricette di tutto il mondo, anche esotiche, ma mi mancava la ricetta friulana, le ricette nostre della nostra terra, con i prodotti del nostro territorio, che ce ne sono veramente tantissimi, io più vado avanti più ne scopro. Ed è stata un'evoluzione delle ricette delle mie nonne, proprio arrivare a riuscire a cucinare dei piatti nostri tradizionali, ma con prodotti locali, quindi una storia lunga, ecco. Questa è appunto la caratteristica. Cuore di questa trasmissione saranno le video ricette con Tiziana Bellini, che passo dopo passo ci aiuterà a capire come preparare, come cucinare i piatti della tradizione e poi appunto prodotti rigorosamente del territorio. Questo è un aspetto fondamentale. Prima di passare al titolo, come dicevo prima, accanto alla videoricetta c'è poi un'intervista. Chi intervisterai nella tua cucina? Il Friuli è un territorio tanto riconosciuto in Italia ma anche all'estero per il nostro potenziale di friulani, lavoratori che parliamo poco e quindi ho voluto avere come ospiti delle persone, ma per la maggior parte friulane, che hanno qualcosa da raccontare, perché ci sono tantissime persone in Friuli che creano delle cose straordinarie e che però non arrivano al pubblico, perché noi non siamo famosi per il marketing, ma siamo famosi per fare, poche parole e tanti fatti. E ci sarà anche qualcuno di straniero, di fuori regione, che è stato contagiato dalla friulanità e che quindi ha creato qualcosa. Non si può spoilerare, giustamente. Non possiamo raccontare troppo. No, che però è stato contagiato dal nostro modo di fare, dal nostro modo di lavorare, dal nostro modo di avere delle guide, delle strategie di lavoro e quindi ha portato anche fuori regione il nostro modo di essere efficaci. Raccontavamo prima con il presidente dell'Ente Friuli nel Mondo come la cucina diventi veramente un punto di contatto, crei, rafforzi o rinfreschi in qualche caso il rapporto con i tanti corregionali che vivono all'estero. Beh, sulle loro tavole potremo portare anche le tue ricette, aprire le porte della tua cucina anche a loro. Sì, infatti una cosa che manca ai nostri corregionali di seconda e terza generazione è il profumo e il gusto delle nostre ricette, perché magari ne hanno sentito parlare ma non le hanno mai fatti. Per esempio, come si fa la chiusura dei charsons, per esempio, non si può imparare da una ricetta scritta, ma bisogna vederlo come va fatto. E avranno la possibilità assolutamente di farlo, guidati davvero passo dopo passo. Messede che si tacche, è una frase che molto probabilmente più di qualcuno ha sentito nella propria cucina o magari si è proprio sentito dire. Sì, Messede che si tacca è una frase che ho su una vecchia presina e in realtà è di mia suocera questa vecchia presina ed è una frase che mi hanno detto che proprio come la senti, ti immagini il marito che arriva in cucina la sera, la moglie si mette a chiacchierare e così, sprint, no? Poche chiacchiere, passiamo ai fatti, Messede che si tacche e quindi è proprio uno dei motti del nostro Friuli, perché ho fevelin furlan, no? A Chiase. Ecco, intanto state vedendo dalla sigla alcune immagini che anticipano ciò che andremo a conoscere grazie a Tiziana Bellini, un legame forte con il territorio non solo perché parleremo delle ricette del territorio, ma anche perché andremo oltre queste ricette e capiremo come alcune pietanze, alcuni prodotti siano legati alla cultura del territorio, alle sue tradizioni e anche alle leggende del Friuli.
Sì, tante ricette nostre vengono dai piatti poveri della cucina carnica, ma tanti nascono anche proprio da leggende, da storie, da favole che vengono raccontate nelle famiglie, ai bambini in particolar modo. Grazie allora a Tiziana Bellini, ricordiamo l'appuntamento con Messede Kessitake il sabato alle 20:30 a partire proprio da questo sabato. Grazie a Tiziana Bellini e buon lavoro, grazie. Allora invito il sindaco di Udine che ci ha raggiunto in studio, Pietro Fontanini, a portare il suo saluto. Buonasera, intanto grazie per essere con noi anche in questa occasione. Buonasera a tutti e grazie a Telefriuli per questa nuova stagione di programmi. Ho sentito come Messede Kessitake, io penso che una delle peculiarità di questa televisione è quella di avere radici profonde su questo territorio, che è il Friuli, che ricordiamo sempre non è solo la provincia di Udine, è anche Pordenone e anche Gorizia, quindi il Friuli è abbastanza grandino, insomma, in questa regione, non siamo tanto piccoli. Allora dobbiamo portare avanti, e voi lo fate molto bene, quelle che sono gli elementi della cronaca, ma anche della cultura, delle tradizioni e dell'identità di questo territorio ampio che è il Friuli. Io ringrazio molto il sindaco Fontanini, anche con il comune di Udine, insomma c'è una collaborazione importante, cerchiamo ogni giorno di raccontare quello che succede in città, non solo la cronaca ma anche quello che si fa per la città, per far crescere questa città. Sappiamo che siete al nostro fianco e quindi anche a voi un sentito grazie. Beh, siamo contenti perché Telefriuli effettivamente partecipa sempre alle conferenze stampa che teniamo il martedì dopo la giunta, ci fate un'ottima informazione, qualche altra testata insomma non è alla vostra altezza, lo dico qui per farvi complimenti perché ci mettono un po' qualche volta di cattiveria, poi siete oggettivi anche perché la televisione ci sono le immagini, non solo le parole e quindi è difficile anche falsare la realtà, no? Ci sono cose abbastanza concrete su cui confrontarsi e soprattutto per conoscere le notizie attraverso le vostre immagini e le riprese che fate. Grazie al sindaco di Udine Pietro Fontanini, grazie per aver portato il suo saluto, per essere qui con noi. Invito al mio fianco adesso Elena Lizzi, europarlamentare. Grazie per essere qui con noi questa sera. Prego. Beh, io mi aggiungo al coro dei ringraziamenti e delle congratulazioni nell'apprendere insomma l'intensificazione delle attività di questa emittente. Saluto naturalmente gli imprenditori, gli editori e tutto lo staff per il lavoro continuo che viene fatto. Dopo si può dire anche dos parole sparfurlan, magari, no? Visto che io le lengemari mi sento anche poi a chiesa. Voi sei sempre presenti, l'ho veduto anche recentemente, insomma, in occasione anche dalle feste che vi fate a buie, quindi se sta sul territorio a contarci che sono le robe e vi anche le possibilità, vedremo a breve, di rielaborare anche ciò che succede in Europa, però forse chi alle masse adore per fevelà. Quindi queste dedizioni al territorio, queste nuove formule di partecipare e di far conoscere ciò che succede ai telespettatori e anche le virgidure, no? Per collegare il particolare al globale, al grande, così è una roba effettivamente che emergono come complimenti. E anche quel sorriso che è importante, no? Perché è complicato qualche volta affrontare certe tematiche, però insomma con le vostre competenze, con le vostre preparazioni, le vostre dedizioni arrivai sempre a tutti al cur di tutte le famiglie. Grazie. Grazie a Elena Lizzi. Poi se ci sarà la possibilità di aprire una finestra anche sull'Europa, ben venga, sempre appunto con la nostra prospettiva e il nostro punto di vista. Grazie anche a Elena Lizzi per le sue parole. E adesso arriviamo a una conferma, parliamo sempre delle nostre prime serate, conferma sì, ma anche qui con qualche aggiornamento, qualche novità. Parliamo di Lo Sapevo.
parliamo di Lo Sapevo, è immancabile la presenza di Alexis Sabot. Buonasera Alexis. Buonasera Alessandra, sì, ripartiamo, questa è la 6ª edizione con le nostre Proloco sempre protagoniste, però siamo a sabato sera e le nostre Proloco dovranno sfidarsi, essere sempre più pronte con il nostro gioco in friulano, perché quest'anno l'abbiamo ampliato. Grazie, devo dire grazie alla Società Filologica Friulana che ci dà una grossa mano, oltre al Comitato Regionale Umpli, sempre presente, ma in particolare, visto che qua, io volevo ringraziare Feliciano Medeot della Società Filologica Friulana, eccolo qua. Perché grazie a voi se riusciamo a inserire sempre più giochi anche in friulano, che sono gettonatissimi, giusto? Assolutamente sì. Prendi dubbi se per consentite. Vorrei esprimere il mio apprezzamento personale, ma anche di filologiche e confronti di scelte editoriali, di direzione e anche naturalmente dall'editore che hanno avuto proprio tal motivare e tal sempre più presente la lingua furlana e da una qualificazione dal prodotto editoriale, quindi anche da un punto di vista giornalistico è un lavoro apprezzabile. Per quanto riguarda Lo Sapevo, Sabide o Tachin, non sai se che combinare, ma comunque confido di se ben non dome con me, ma anche naturalmente con tutti gli altri che fanno parte del gruppo dei filologicos, che in qualche maniera us danno man e soprattutto e fanno crescere sempre di più, anche in questo aspetto tal zuc, tal plasevole di ve e di doprà la lingua furlane. Sempre più furlan, sempre più parole per furlane e anche sempre più difficoltà nei confronti naturalmente dei sproloco che per altri si comportano sempre ne vorrei bene, anche magari diciamo così, se non sanno le robe si buttano e comunque in casa si dimostra molte volte che anche la int normale, la int diciamo così, dal popolo ha gusto e piacere di favelà anche in televisione e di rispondere un vorrei bene e anche naturalmente un ringraziamento ai Filologics per sé che soprattutto queste edizioni che stanno e proviamo sempre più anche approfondimenti culturali nei confronti naturalmente di spiezi, di episodi storici e non dome che qualifichino un euro di più naturalmente anche il prodotto Lo Sapevo. Quindi valorizzazione del territorio e ampio spazio al friulano, ci sono i proverbi quest'anno con le Proloco che appunto dovranno riuscire a dare il significato corretto e poi naturalmente il gioco del minutino con le 10 parole in friulano che le nostre Proloco dovranno riuscire a indovinare. Anche le Proloco pordenonesi si stanno preparando, fanno allenamento guardando le vecchie puntate, quindi devo dire che anche questo è un bel modo per insegnare il friulano, dico bene? No dome, anzi per sé, proprio per questo abbiamo di provare naturalmente a doppiare le proposte, quindi sì, non dome le classiche disperao, l'italiano furlan italiano, ma per dos, quindi a quel punto lì saranno ben 40 paraulis che in qualche maniera li Proloco i verranno di volta e che dunque una roba veramente interessante anche per naturalmente anche di case vedo che in prima serata di sabide vinc anche in competitori un lavoro un po' più grues di noatres ma comunque è anche un piacere per me che il di Zuia anche loro insieme a noatres. Quindi grazie a Claudio Romanzini, citerei Claudio Romanzini, Enrico Radivo e Serena Fogolini che fanno parte della nostra squadra di Lo Sapevo. E dopo ogni tanto anche il direttore. È il direttore. Quindi grazie davvero. E a tutte le Proloco, anzi io direi alle Proloco di chiamarci e proporsi anche all'Umpli. Walter Pezzarini, il presidente, proprio ha mandato in questi giorni una mail, un messaggio a tutte le Proloco, anche quelle nuove che vogliono valorizzarsi attraverso questa trasmissione il sabato sera alle 21. C'è assolutamente la possibilità per tutti di partecipare, non c'è un numero chiuso, per cui chi non si fosse ancora iscritto, non si fosse fatto avanti, partecipate perché sì, c'è la lingua friulana protagonista di questa trasmissione, peraltro i giochi in friulano diventano poi sempre virali sui social, vero Alexis? Perché ci si diverte, ci si sfida non solo in televisione, in studio, ma anche a casa, anche in famiglia e questo è sicuramente un aspetto interessante oltre che divertente, ma poi c'è molto territorio perché molti dei quiz riguardano proprio la conoscenza del territorio e la presenza qui delle Proloco dà loro l'opportunità di raccontare che cosa c'è nelle loro comunità, di valorizzare quelle comunità e poi sta Alexis, correggimi se sbaglio, alla bravura delle stesse Proloco e di chi le rappresenta qui
invogliare le persone ad andare a conoscere queste certo, comunità e questi poi comuni. Tanti, anche tra pro loco, si ritrovano nei loro comuni, nelle loro feste, nelle loro sagre, proprio per andare a spiegare quelle che sono le loro tradizioni e le loro peculiarità, ecco, del loro territorio. Quindi si ritrovano qua e poi fanno tanta amicizia ed è davvero una bella esperienza anche per loro. E allora prendete nota, perché lo sapevo, si sposta il sabato. Sì, il sabato Zoppola e Colleredo di Montalbano, questo sabato. sono le prime due pro loco che si sfidano. Sì. Benissimo, una bella sfida. Tanto per cominciare, il sabato alle 21, peraltro verrete dopo l'altra novità di questa stagione, che è Mesede che si tache, quindi prima si mangia tutti insieme, poi si gioca con Lo Sapevo. Grazie e buon lavoro anche ad Alexis e Sabot. E Alexis Sabot, che rivedremo tra poco, perché accenno anche ad altre novità del nostro palinsesto. In una televisione in cui la componente rosa è particolarmente importante, come credo insomma abbiate avuto modo di capire, non poteva certo mancare il punto di vista femminile sul mondo. Ebbene, ha debuttato proprio in questi giorni, proprio questa settimana, Cocco di Mamma, una trasmissione nuova, trasmissione dedicata alla gravidanza, alla maternità e alla prima infanzia. La nostra Sara Ramani dialoga in studio con medici, con esperti sui temi appunto che ruotano attorno al pianeta bimbi. Si parla dei bambini, delle loro necessità, di quelli che possono essere, diciamo, i problemi più comuni da affrontare. Si parla di maternità, naturalmente anche di paternità, e poi il tema della prevenzione. Appuntamento con Cocco di Mamma il martedì alle 15:30. Scopriamo intanto insieme la sigla. Lo sguardo delle donne sul mondo, e a questo proposito un'altra trasmissione, in questo caso siamo alla seconda stagione, per cui è ritornata Alexis qui al mio fianco, Donne allo Specchio. Ci vuoi raccontare di questa trasmissione? È la seconda edizione, come ben dicevi, e sono le donne le protagoniste. È un racconto di 7 donne che andranno ad emozionarci. Le prime le state vedendo nella sigla. Abbiamo raccontato storie drammatiche, storie di donne che hanno vinto, che hanno lottato per degli obiettivi e li hanno raggiunti nonostante tante difficoltà. Quest'anno una protagonista vorrei ricordare in particolare, anche se la trasmissione parte già da questa sera alle 22:15 con la storia di Silvia Torresani. L'avrete sicuramente conosciuta perché è la veterinaria ufficiale della squadra olimpica svedese e ha vinto l'oro a Tokyo, quindi ci racconterà come riesce a sussurrare i cavalli, e questa è la prima storia. Però vi dicevo, vorrei citarne una in particolare perché mi ha emozionato particolarmente e la ringrazio per aver scelto di parlare subito dopo la morte di suo figlio. È Paola Valmassoi, la madre di Alessandro Talotti, che ha avuto il coraggio e la voglia di parlare a Donne allo Specchio, ricordando suo figlio dai suoi primi successi al suo ultimo abbraccio. E l'ha fatto perché? Perché Alessandro Talotti, me l'ha detto lei, era molto legato a Telefriuli e lei ha voluto partecipare a Donne allo Specchio per ricordarlo, proprio anche grazie a questo legame che aveva con la nostra televisione. E quindi emozioni, storie ed emozioni con Donne allo Specchio. Grazie allora. Grazie a voi. Ad Alexis. Andiamo avanti un po' più spediti. Vi abbiamo raccontato delle novità, vi abbiamo
raccontato di cosa stiamo facendo, di cosa faremo. Intanto vedete inquadrate le persone che ci hanno raggiunto qui in studio per sentire le novità. Ringrazio davvero tutti di cuore per essere presenti. Non possiamo dimenticare l'impegno di Telefriuli sul fronte dell'informazione, che resta insomma sempre una delle colonne portanti del nostro palinsesto. Questo sin dal mattino presto, con la nostra rassegna stampa in diretta alle 6:30 del mattino, news, cappuccino e brioche, e poi le varie edizioni del nostro telegiornale in diretta nel corso della giornata per arrivare all'appuntamento clou con la nostra informazione, che è il telegiornale delle ore 19. Poi anche gli approfondimenti a metà giornata con A Voi la Linea, con collegamenti in diretta dal territorio. Andiamo laddove il territorio ci chiama, andiamo laddove c'è qualcosa di questo territorio da raccontare. E l'informazione naturalmente e poi anche l'approfondimento. Io chiamerei qui vicino a me Davide Vicedomini, perché andiamo a parlare di screenshot. Vediamo intanto la sigla insieme. Buonasera Davide, ben ritrovato. Buonasera a tutti, fortunatamente vedo anche qualche politico che è rimasto, insomma, tra il pubblico, quelli che verranno intervistati, insomma, non adesso ma nei prossimi giorni. No, qua a fine trasmissione subito cominceremo con le nostre interviste, ci mancherebbe... Qualcuno è già stato fatto ieri, ecco, il sindaco lo vedo. Qualcuno è già passato, vero, sotto... sì. Esatto. E altri lo faranno prossimamente. Allora Davide, questo momento di approfondimento sui fatti del giorno con i protagonisti della giornata, questo vuole essere screenshot. Allora, diciamo l'ultima attualità, il fatto del giorno, questo mi obbliga anche a chiamare gli ospiti all'ultimo secondo, ma se c'è quel fatto noi dobbiamo assolutamente trattarlo. C'è un lavoro grande di coordinazione con la redazione alle spalle, e quindi noi entriamo nelle case per informare quello che accade, diciamo, all'ultimo minuto, senza uscire dall'attualità. Ovviamente i temi un po' si ripetono tante volte perché c'è l'emergenza Covid, ma noi trattiamo dall'economia alla politica alla società. Questo è l'importante. 19:45 mercoledì, giovedì e venerdì. Giovedì c'è Daniele Micheluzzo, che saluto, e nient'altro. Hai detto tutto, sì, praticamente ho detto tutto. Ringraziamo gli ospiti che vengono e ci raggiungono a volte veramente chiamati all'ultimo minuto. Sì, mi chiedono perché li chiamo all'ultimo minuto pensando che siano l'ultima ruota del carro, invece no, noi siamo dentro l'attualità e quindi tutto quello che vedete è tutto reality, il vero reality, non quello che fanno dall'Isola dei Famosi. Siamo sul pezzo, dobbiamo essere sul pezzo, e questo fa sì, insomma, che individuato l'argomento del giorno si contattino le persone davvero a volte all'ultimissimo minuto. Grazie allora a tutti quanti collaborano con noi, grazie a Davide, grazie mille. L'uomo dell'aperitivo, io 19:45, o del precena. O del precena, a seconda. Grazie a Davide Vicedomini. È arrivato il momento di parlare de Il Punto di Enzo Cataruzzi, la sigla. Grazie e buonasera Enzo Cataruzzi, grazie per essere qui con noi. Buonasera a te, buonasera a tutti, naturalmente sono contento di essere stato confermato per l'8º anno e devo dire che abbiamo la 400ª puntata, far poco insomma. Fra qualche giorno la 400ª puntata. Non è poco. 400 interviste, vogliamo raccontare per chi ancora non conosce Il Punto, nonostante ormai le quasi 400 puntate, che cos'è Il Punto? Beh, innanzitutto un approfondimento sulla politica, diciamo così, amministrativa. Ho deciso di fare tutti i sindaci, devo aver parlato un po' con i consiglieri regionali, con assessori eccetera, ma i sindaci sono una cosa molto interessante perché a mio modo di vedere sono il nuovo che avanza. Il nuovo che avanza lo vedremo più avanti perché l'intenzione non è solo di fermarci ai sindaci ma di vedere anche le opposizioni, perché qualche volta
è meglio andare a vedere nei comuni come vanno le cose. Io devo dire che prima di intervistare un sindaco, naturalmente vado nei comuni, sento un po' l'aria che tira, per usare la mia vecchia trasmissione, e così ho un momentino il polso anche della situazione. Devo dire che la stragrande maggioranza dei sindaci sono molto ma molto bravi. E allora appuntamento con il punto di Enzo Cataruzzi il lunedì e il venerdì alle 13:15. E naturalmente poi ci sono le repliche. E poi ci sono le repliche per chi perde la prima uscita. Grazie. Bene, grazie a voi, grazie a tutti. Arrivederci. Dicevamo l'informazione tra i pilastri del nostro palinsesto e poi c'è lo sport. Come non parlare dello sport? Tantissime davvero le trasmissioni su questo fronte. Allora chiamo vicino a me Francesca Spangaro. Ciao Francesca. Per raccontarci un po' di tutto il mondo che a Telefriuli ruota attorno allo sport. Ciao Alessandra, buonasera a te, buonasera a tutti quanti. Sport che, dici bene, un mondo che ruota attorno allo sport, e partirei proprio da lì perché quest'anno da febbraio siamo partiti, grazie a un'altra iniziativa proprio con Sport FVG, il fatto di poter avere un appuntamento quotidiano con lo sport alle 19:30 per poter dare spazio insomma non solo agli aggiornamenti sull'Udinese, che chiaramente sono quelli che tutti aspettano, ma anche al pattinaggio, alla pallavolo, alla pallacanestro, in particolare alla pallacanestro. Ricordiamo che siamo gli unici a poter trasmettere le partite dell'UEB Gestecco Cividale e stiamo notando che anche in tanti ci scrivono proprio anche sulla Gestecco, quindi stiamo vivendo anche il tifo di questa squadra che è partita da 2 anni, che sta emozionando tanti. Insomma, lo sport in particolare è immagine, il fatto di poter avere le immagini di queste partite, basket sicuramente spettacolare, ci sta dando una marcia in più. C'è ovviamente l'Udinese che diciamo possiamo contare sul fatto di avere il privilegio di essere e di avere i diritti locali. È qualcosa che insomma vale la pena di essere sottolineato in un momento in cui di diritti televisivi si parla tanto. Sappiamo che è un panorama in continua evoluzione dove non è facile esserci, poter raccontare l'Udinese insomma da vicino. Lo facciamo grazie appunto a questa peculiarità, lo facciamo con diverse trasmissioni che hanno un'anima particolare. La domenica con Poltronissima, la domenica sera con Replay e poi il lunedì sera con Bianconero XXL per Replay. Cioè, Ezio Maria Cosoli, Ezio, dicevo appunto, e ben trovato anche a te. Ogni trasmissione ha una sua caratteristica, insomma la domenica pomeriggio cerchiamo di divertirci insieme e dare un'impronta anche di tifo insieme a chi ci segue, poi ci sono i ragionamenti più a mente fredda. Sì, dopo l'adrenalina del racconto della diretta, sicuramente alle ore 21, dopo aver riflettuto su quelle che sono state le principali tematiche della gara, cerchiamo di riavvolgere virtualmente il nastro della partita e di affrontare i temi, magari anche con l'ausilio di grafiche a nostro supporto, per poter approfondire le specifiche tematiche della gara. Ricordo la presenza di Stefano Martorano, il nostro prezioso opinionista, ma anche di Alessandro Orlando, di tanti amici che fanno parte del nostro salotto. La domenica sera da sempre è un appuntamento per gli sportivi friulani. Ricordo i tempi degli anni 70 e degli anni 80 nei quali si tornava con la cassetta, l'RVM, per montare le immagini. Non esistevano i trasferimenti WeTransfer, ma c'era veramente un approccio quasi epico, quasi emozionale che credo e speriamo di poter trasmettere ancora a tutti. È così Ezio, grazie. Poi grazie, buonasera. Forte della storia che ci hai raccontato da tanti anni a fianco dell'Udinese, la domenica sera anche tanti personaggi che appunto hanno segnato la storia dell'Udinese, che commentano le vicende sportive appunto della squadra. Mi faccio un po' da portavoce in realtà di tanti volti, perché vorrei salutare Monica Tosolini, vorrei ringraziare Marco Pasquariello, che non so se è qua dietro le quinte, ma credo si sia nascosto. Grazie a lui raccontiamo appunto le emozioni della partita la domenica, o comunque insomma quando c'è la partita. E poi dicevo gli altri sport con alcuni caposaldi, soprattutto con alcuni volti che sono ormai diventati un riferimento. Allora saluto Renato Bonin, vorrei solo dargli spazio per un applauso. Ciao Renato. Vorrei salutare anche Paolo Matrecano, che ci ha raggiunto questa sera e che è un partner, vieni Paolo, un partner insostituibile la domenica con Poltronissima, che ogni tanto mi dice ma io mi diverto, ma questa è la cosa che fa più piacere.
start dunque per l'atletica leggera, dicevo volti importanti perché poi il riferimento è lui per l'atletica, il riferimento è Giancarlo Stocco per il rugby con Rugby Magazine, il riferimento per i motori è Marco Angileri, possiamo contare anche su di lui appunto per tutto il mondo dei motori, e poi ci sono i dilettanti e quindi lì lascerò la parola a chi insomma è padrone di questo mondo. E c'è il padrone di questo mondo, eccolo! Ciao Francesca, buonasera Alessandra. Sì, è un mondo importante che naturalmente ha patito come tante attività un anno fermo a causa del Covid e adesso è ripartito con tanta speranza, vuole concludere. Sottolineo che Telefriuli, anche quando il calcio dilettante era fermo, non si è mai fermato con le trasmissioni, cercando di stare vicino a questo mondo. Adesso invece si torna a parlare di calcio giocato e noi rispondiamo come abbiamo sempre fatto, girando da molti anni in media 500 partite a stagione, mostrando 1000 gol a stagione. Adesso il lunedì siamo ripartiti così, molto forti, alle 19:45 con A Tutto Campo, e ogni lunedì di media mostriamo 15-14 partite del calcio dilettante. Questo è quello che fa Telefriuli, e il calcio dilettante insomma è territorio puro e noi ci siamo, insomma. Grazie. Grazie. Grazie a tutti, buona serata. Buonasera. Allora grazie a Francesca e a tutti i colleghi che ci aiutano a seguire lo sport, chi era qui in studio e chi sta lavorando e non può permettersi neanche una pausa, una piccola vetrina. Grazie di cuore a tutti i colleghi che ci permettono di raccontare anche lo sport del nostro territorio. Chiamo adesso qui accanto a me Isabella Gregoratto che ci parlerà di 2 trasmissioni. Buonasera Isabella, puoi togliere la mascherina, grazie, ti vediamo in volto, ti vediamo sorridere. E allora ci sono 2 appuntamenti, una è la tua grande passione che è la sanità. Ma giusto? veramente sono tutte e 2 mie passioni, perché anche la seconda è diventata una grande passione. Partiamo da Family. Partiamo da Family, Salute e Benessere, in onda il martedì e il giovedì alle 13:15, poi con tutte le repliche annesse e connesse, adesso non mi ricordo gli orari delle repliche. E comunque una trasmissione che parla di sanità, di salute, appunto benessere a 360 gradi. Quindi non solamente Covid in questo periodo, ma si parla anche di tutte le altre patologie che magari sono passate, se vogliamo, non dico in sottordine, ma insomma sono forse state un pochino trascurate, soprattutto dal punto di vista della prevenzione, perché le persone in questo periodo, adesso la situazione sta migliorando, ma le persone si sono avvicinate in questo periodo con grossa diffidenza alle strutture sanitarie e quindi ci siamo persi una parte di prevenzione che è molto importante per tante patologie. Si parla soprattutto per quanto riguarda il cuore, si parla del cancro al seno, è appena finito il mese appunto della lotta contro il cancro al seno, tanto per ricordare alcuni esempi. E comunque, vogliamo ricordare appunto che ci sono anche le associazioni, che hanno un ruolo importante, che vengono coinvolte. Sì, tante associazioni di volontariato che sono collegate alle varie patologie e che danno un grande aiuto anche alle stesse strutture sanitarie, perché operano sia nel campo della prevenzione, nel campo dell'assistenza alle persone che appunto presentano determinate patologie. Sono occasioni, anche i loro incontri, occasioni di confronto e di scambio di esperienze. Arriviamo alla tua seconda passione. La seconda passione è Lo Sportello Pensionati, trasmissione che va in onda da 4 anni il mercoledì in diretta alle 18:15. È una mia grande passione perché dà la voce a tante persone, non solamente persone che sono già in pensione, ma persone che hanno aspettative, persone che sono rimaste magari senza occupazione e che chiedono aiuto, che chiedono indicazioni agli ospiti che partecipano appunto alle trasmissioni. Ogni volta ci sono degli ospiti diversi, sono tutti dell'FNP, della Federazione Nazionale dei Pensionati, collegata alla CISL, e ribadisco, sono tutti pensionati. Riceviamo tante telefonate, tanti messaggi anche di richiesta di aiuto e di chiarimenti. E quindi voglio spendere una parola per questi volontari, perché
Pensate, tutti i giorni si danno il cambio, sono presenti agli sportelli. Poi all'interno di questo grande mondo di volontariato c'è anche un'associazione, si chiama Anteas, e si sta dando da fare proprio per aiutare le persone da sole, per trasportarle, e eventualmente per le visite agli ospedali, per le analisi, per carte, perché adesso dobbiamo ricordare che l'INPS, gli sportelli centrali dell'INPS delle grandi città sono finalmente aperti al pubblico, e allora queste persone aiutano chi effettivamente ha bisogno. E poi aiutano quindi attraverso Telefriuli anche i telespettatori che appunto il mercoledì alle 18:15 sanno di avere uno sportello loro dedicato e degli esperti che possono rispondere in diretta. Grazie. Bene, grazie ad Alessandra, saluto gli ospiti e saluto anche i telespettatori. Ci vediamo martedì, giovedì alle 13:15 e il mercoledì in diretta alle 18:15. Arrivederci. Siamo tornati agli esordi, agli annunci, quando insomma cominciava la bellissima avventura di Telefriuli. E adesso chiamo Daniele Paroni qui al mio fianco per parlare di un altro appuntamento seguitissimo, guai se no lo scrigno. Il martedì, lo scrigno che ha dovuto cambiare formula, d'altronde i tempi sono quelli che sono, ma che non ha mai smesso di essere vicino alla gente, vicino al territorio e ai fedelissimi telespettatori, vero Daniele? Sì, grazie Alessandra e buonasera a voi che ci guardate a casa e ovviamente alle persone che sono qui in studio. Sì, abbiamo dovuto cambiare un po' l'ambiente, questo è, prima di entrare facevo due conti e sulle 30 puntate annuali passavano in questo studio circa 1500-1600 persone ogni anno. Mi manca quell'atmosfera, ma prima o poi ci torneremo. Come hai detto tu, sì, realizziamo le trasmissioni in esterna, quindi così rispettiamo tutte le regole del caso, ma devo dire che la risposta è molto buona e quindi il territorio chiama e Telefriuli risponde e come, quindi noi stiamo cercando di guardare come al solito con grande attenzione al calendario, ma anche ai territori, anche alle piccole comunità che talvolta si sentono inascoltate. Di recente abbiamo fatto la puntata a Re di Puglia, prossimamente dedicheremo la puntata praticamente alla ricorrenza di San Martino e poi ancora gli dai Jays, ci avviciniamo al Natale, quindi vedo che nonostante questo chiediamo dei sacrifici alle persone del territorio e ci vengono volentieri incontro e noi volentieri andiamo incontro a loro. Insomma poi speriamo di rivederci tutti quanti il prima possibile di nuovo in studio. Teniamo duro, teniamo duro. Grazie allora Daniele, grazie. Appuntamento come da tradizione con lo scrigno il martedì alle ore 21. Rapidamente vi racconto delle altre prime serate della settimana, così chiudiamo il giro e poi andiamo veramente a chiudere, vi salutiamo. Il mercoledì l'appuntamento sempre alle 21 con Elettroshock, occhio puntato sull'attualità, approfondimenti insomma sui principali fatti che accadono, sentendo sempre le voci dei protagonisti. E poi l'economia in tutte le sue sfaccettature, che diventa protagonista il giovedì sera, sempre alle 21 con Economai FVG. Vi abbiamo fatto un po' il quadro della situazione, non vi abbiamo raccontato proprio tutto, ma insomma le novità e le conferme principali ci sono tutte. Chiamo adesso qui accanto a me per tirare un po' le somme Alfonso Di Leva, direttore editoriale del gruppo Media Friuli. Buonasera Alfonso. Buonasera a tutti. Insomma, devo dirvi sono emozionato. Il mio è un grazie enorme a tutti, ma soprattutto voglio affidare alle comunità di questa regione un sogno condiviso con l'editore e lo voglio affidare alla comunità politica che ha la sua massima espressione nel Consiglio regionale, così rappresentata qui questa sera in questo studio. Lo voglio affidare alla comunità istituzionale, alla giunta regionale che qui era con l'assessore Zilli. La voglio affidare alla comunità economica, al mondo dell'economia che tiene in piedi questa regione, ma soprattutto voglio affidarla a voi telespettatori. Se Telefriuli è diventata negli anni quello che è diventata è sicuramente per
impegno dell'editore, di tutti coloro che ci hanno lavorato, ma soprattutto grazie all'affetto di tutti voi che ci avete seguito e continuate a seguirci. Qual è il sogno? Il sogno è che Telefriuli sia sempre di più e sia sempre di più vissuta, percepita, partecipata come la casa di tutte queste comunità. È questo il motivo per il quale tanti dei nostri colleghi accendono le luci di questo studio alle 6:30 la mattina, le spengono a mezzanotte, qualche volta anche dopo mezzanotte, perché tutti possiate sentire Telefriuli la vostra casa, la casa nella quale venire, incontrarvi, parlare, dare voce alle cose che vivete e sentite, e soprattutto la casa nella quale riconoscersi, riconoscere un'identità che è quella sulla quale possiamo basare, l'unica sulla quale possiamo basare e guardare con fiducia al nostro futuro. Grazie, grazie veramente a tutti voi che ci state vicini tutti i giorni, soprattutto nei momenti difficili che abbiamo passato e che ci fanno guardare con grande speranza, grande fiducia al futuro. Grazie Alessandro. Grazie, grazie Alfonso. Una casa bella grande, lo diciamo così in finale di questo appuntamento, un po' in sordina, ma insomma Telefriuli si sta confermando prima televisione di questo territorio. I dati d'ascolto ci vedono primi nel mese di settembre, 70.000 i contatti, insomma siamo prima televisione del territorio, lo certifica l'Auditel e di questo dobbiamo dire grazie a voi che continuate a seguirci. E grazie alle tantissime persone che ogni giorno, come ricordava Alfonso, vengono qui con tutto il loro entusiasmo proprio per voi che ci seguite da casa. Perdonateci se ogni tanto qualcosa non va per il meglio, capita, è vero, ci dispiace quando succede, ci arrabbiamo quando succede, ma insomma siamo qui per migliorare con voi e grazie a voi. Un grazie allora di cuore a tutte le persone che lavorano per Telefriuli, un grazie di cuore a tutti coloro che credono in Telefriuli. Siamo qui per voi. Grazie a tutte le persone che hanno condiviso con noi questo momento davvero importante. Un grazie di cuore a tutti, per voi ci siamo e speriamo di continuare ad esserci il più a lungo possibile. Grazie.